Si vede che si collega lì adesso su GoToMeeting. Poi proviamo questo intanto. Francesco? Sì, ti sentiamo. Francesco, ciao, Roberto Orsinaco, mi senti? Sì, ti sentiamo. Ho chiuso il microfono. Ok. Sì, ti sentiamo Roberto, eccoci. Ci senti tu? Non so più. RR forse? Eccoci, sì, ti sento. Ecco, perfetto. Sono cavazzo e purtroppo non prendo tantissimo, sai? Boh, ma cerchiamo di fare il possibile. Adesso vediamo, aspettiamo le 5 qualcosa e poi ci sentiamo, dai. Ecco, io ti chiedo solamente se possiamo iniziare abbastanza in tempo perché proprio alle 5 c'è l'inizio della cerimonia e quindi posso sentarmi un attimo, ma dopo devo entrare. Sì, beh, Poi eventualmente mi torno a riconnettere dopo. Beh. Aspettiamo ancora 3 minuti e poi iniziamo, Sì. insomma, non c'è problema. Sì. Ok, perfetto, grazie. Beh, Poi eventualmente mi torno a riconnettere dopo. Beh. Aspettiamo ancora 3 minuti e poi iniziamo. In teoria adesso gli altri gli arriva la richiesta di attaccarsi, gli altri partecipanti. Loro hanno link e poi alle 5. Loro entrano su GoToMeeting Sì, devono collegarsi. Noi così, tra l'altro. E viene fuori quella voce che mi dice in attesa, puoi collegarti, quelle roba lì. Noi così, tra l'altro. E viene fuori quella voce che mi dice in attesa, puoi collegarti, quelle roba lì. C'è un piccolo ritardo tra quello che diciamo e ovviamente. Noi così, tra l'altro. Ma noi YouTube non possiamo silenziarlo. Cioè che non Perché non ci senta il ritorno, se no. l'importante è non aprire la diretta di là. Ah, ok. Adesso noi siamo in diretta su YouTube oppure no? Sì. Ma lui diceva, tipo, calchi il bottone dell'audio, c'è del microfono per fermare così non si sentono? Sì, che questo qui. Adesso vi ascoltiamo. Vedete, adesso siete in diretta. Ecco. Ok. Vedi, schiacci lì e ora dovrebbe essere disattivato. Sì, non si sentono. E quindi se schiacci la fotocamera neanche si vedono. Esatto. Riattiviamo ora. Però la diretta streaming loro stanno vedendo, ascoltando tutto quello che diciamo. Sì, adesso sì. Non ascoltando perché è spento in questo momento. Funziona lo stesso, la diretta streaming va per conto suo. Ah. E allora perché... No, loro prendono no, cosa il microfono da quello che noi l'abbiamo disattivato. Quindi non dovrebbero sentire. Ora vado a fare un attimo la prova. Attivo, vado su un attimo. Sì. Vai nel mio ufficio. O disattiviamo il microfono. No, lo lascio attivo. Vai su lì e dopo torni giù. Quei nomi lì vuol dire che sono già collegati? Ecco, cominciano ad attaccarsi qui. Ah, ecco. Buonasera ai nuovi collegati. Se si sentono? Sì, si sentono. Buonasera. Buonasera. Buonasera Franz Creba, buonasera. Buonasera. Salve. Aspettiamo ancora un attimino, vediamo se si collega ancora qualcuno e poi facciamo intervenire il sindaco che purtroppo non è presente qua con noi, che deve partecipare a una cerimonia religiosa all'ultimo minuto purtroppo. Il microfono, ognuno attiva il suo in pratica. Come? Il microfono, ognuno attiva il suo microfono. Sì, Quindi può fare da solo. Mentre gli altri che partecipano e non possono, cioè, gli altri vedono direttamente su YouTube e basta.
è tutto aperto. Allora diceva che quando io apro, cioè viene visto quello che noi vediamo a video. Ok. Perché mi pare che su GoToMeeting tu vedi la persona, poi vedi il quadrato di quello che la persona fa vedere. Ma adesso gli facciamo intervenire Stefano e per quell'aspetto lì facciamo gestire a lui. Cioè, fate un po' di... Francesco? Sì. Francesco, solo voi avete un pulsante lì a centro tavola, quello nero, se volete attivarlo o disattivarlo a seconda se parlate o meno, così c'è anche meno fruscio eventualmente. Ah, ecco. Certo. Io vi chiederei, Francesco, se possiamo iniziare eventualmente. Io, se dopo termina presto la cerimonia, insomma, purtroppo c'è questo funerale e mi devo sentare adesso un attimo, quindi se mi concedi magari faccio adesso un'apertura e poi stacco un attimo e vedo se riesco a riconnettermi tra una ventina di minuti. Francesco, ricordati di calcare sempre il pulsante quando devi ripartire con... Forse ecco, mi pare. Vai tranquillo, puoi iniziare col tuo discorso. Ecco, perfetto, grazie, grazie Francesco, grazie ovviamente a tutti i partecipanti. Da parte mia ovviamente va prima di tutto un ringraziamento anche ai tuoi collaboratori e al professionista che si è occupato di tutto ciò. Siamo in una fase ancora di avvio, quindi ringrazio anche i portatori di interesse che volessero aiutarci in questo percorso che è iniziato tantissimi anni fa con una prima stesura proprio in origine, quando ci fu la prima proprio legge di settore. Ci sono tanti passi in avanti che dobbiamo ovviamente fare. È stato elaborato una progettualità che ovviamente prenderà avvio in questi momenti, ma che vedrà insomma l'impegno dell'amministrazione comunale anche nei prossimi anni, e quindi l'impegno è quello di prevedere nel proprio bilancio delle voci proprio per continuare ad investire in tale settore, perché riteniamo che insomma ci sia la necessità di un superamento delle barriere architettoniche e di consentire a tutti la fruizione degli spazi partendo da quelli pubblici a tutta la comunità. Quindi crediamo che ci debba essere anche un miglioramento in quella che viene percepita come qualità della vita nel potersi spostare all'interno del contesto urbano in particolare, e quindi ci attendiamo, diciamo, anche da parte proprio, dicevo prima, dei portatori di interesse, delle persone insomma coinvolte che fossero interessate a portare il loro contributo anche ad aiutarci in questo percorso ad individuare soluzioni e magari in realtà anche dove questi piani abbiano trovato anche poi delle risposte concrete, perché è quello che ci attendiamo. Quindi da parte dell'amministrazione comunale dimostriamo un'attenzione rinnovata rispetto a questa necessità, che sia necessità che è un'opportunità, e quindi in tal direzione noi vogliamo proseguire. Quindi auguro a tutti voi oggi un buon lavoro. Poi ovviamente avremo modo di avere un feedback rispetto all'incontro di oggi ed individuare quelli che sono i passaggi successivi sui quali l'amministrazione comunale, dotata degli strumenti opportuni, possa continuare ad agire in questo percorso che, ripeto, da oggi parte, non è un punto di arrivo, è un nuovo punto di partenza. Quindi io mi fermo qua, Francesco, e lascio a te la parola. Grazie Sindaco, a dopo se riesci a ricollegarti. Proseguiamo col lavoro. Introduco io un attimino e presento l'architetto Ganis, che è qua al mio fianco, che è stato l'affidatario del servizio di progettazione e redazione di questo piano che è stato pensato di fatto in due fasi principali. Una prima fase dove di fatto si è pensato anche nel rispetto delle linee guida che la Regione
di recente ha emanato, lo scorso anno se non ricordo male, di dividerlo appunto in due fasi. Questa prima fase che adesso andremo anche a verificare assieme è stata e si è concentrata sulla verifica e una ricognizione di tutte le criticità presenti sul territorio ed ha restituito abbastanza nel dettaglio, grazie anche al lavoro certosino dell'architetto Ganis, varie problematiche su varie aree o siti che l'amministrazione comunale in questa appunto prima bozza di strumento ha ritenuto utile indagare. Aree che anche dal punto di vista morfologico sono molto diverse fra di loro, perché parliamo di aree e di zone collocate nella piana di Gemona, quindi aree della stazione ferroviaria, centro intermodale di scambio, aree del centro studi dove gravitano svariati servizi appunto legati agli studenti, ma anche a varie attività e associazioni e quindi servizi dedicati allo sport e poi anche l'area del centro storico, che è sicuramente quella più problematica, che però attualmente trova siti dove sono siti non tanti servizi come ormai nella zona della stazione, in queste zone del centro studi più avanti. Per cui queste sono le aree principali che in questa prima fase siamo andati ad indagare. Io adesso cedo la parola direttamente all'architetto Ganis, che entrerà nel dettaglio del suo lavoro per poi andare appunto a dialogare assieme sul lavoro che fin qui è stato redatto e capire un momentino anche assieme come gestire, impostare, come implementare una fase 2 che magari è già stata abbozzata e pensata. Eccoci qua. Allora, dunque io adesso metto questo qua. Vediamo se riusciamo anche a condividere una presentazione che l'architetto ha preparato e che anche ai portatori di interesse era già stata inoltrata prima. Adesso vediamo se riusciamo a farla condividere. Vedete la presentazione? Qualcuno vede? Vi chiediamo riscontro se riuscite a vedere appunto la presentazione piuttosto che no. Se qualcuno ci dà un riscontro gentilmente. No, al momento no. Non si vede. Non lo vedete? Allora, aspetta che chiamiamo il tecnico un attimo. Vediamo, scusate. Qui c'è un problema tecnico. Un attimino che arriva il tecnico, vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Ah, ecco. Senti, allora loro mi vedono o no così? Dovrebbero vedermi. Sì. Sì. Vogliamo fare la prova con un altro PC vicino? Sì. Facciamo una prova qui. Riesci a condividere? No, ma dovrebbe essere già tutto. Ma diciamo che non vedono? Loro non lo vedono. Se non è, aspetta. Vediamo, se io faccio rischio. Ecco. Vado. Vai lì, questo. Devo vedere. Aggiungi. Scusami. Perché ci vuole? Cattura lo schermo. No, quello si dovrebbero vedere. Buongiorno, scusate, Associazione Paraplegia, ho dovuto accedere col PC di mio marito perché non vi sento. Dice che dovete autorizzarmi a... Adesso vediamo cosa fa, che c'è il tecnico, vediamo se riesce a risolvere il problema. Mi sentite? Eccola lì. Sì, adesso lo sentiamo bene, la vediamo anche. Ho un problema, anche l'altro mio collega Walter Toffoli non si riesce a collegare. Glielo faccio io. Adesso glielo fa mio marito, vediamo se... Aumenta il volume. Dove? Grazie, scusate. Ah, prego, tanto abbiamo problema anche noi. Quindi. Ma facciamo così. Vediamo se... Aspetta, condividi, è barrato lo schermo? Ok, schermo intero o finestra?
Direi intero. No, oppure no, se finestra vedi sia questo che le persone, è meglio intero in questo Qual è la caso. presentazione? Quella lì, sì. Proviamo. Sì. Vedete adesso? Qualcuno vede? Riuscite a vedere? No. Non Ecco, ancora. adesso sì, adesso Non si sì. vede. Proviamo a rifare. Ok. Aspetta che provo. Adesso sì. Se io faccio così, cosa... Aspetta, fammi vedere. Niente. Se Io metti vedo su- bene. Interrompi. Adesso si vede adesso si vede. Ma vedete quei pezzi in giro di Acrobat Reader oppure vedete solo l'immagine? Tutto dovrebbero vedere. No, si vede anche la finestra di lavoro di Acrobat, non è a schermo intero. Così vedete schermo intero, immagino. Sì. Sì, Sì. sì. Ecco, Ok. andiamo avanti così. Andiamo avanti, per fortuna ci siamo arrivati. Dunque, piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Io sto redando appunto questo piano, ho messo all'inizio questa frase, cioè l'articolo 3 della Costituzione italiana, dove dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Sulla base di questo, praticamente nascono anche sulla base di questo nascono i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche che hanno, un iter, sono partiti parecchi anni fa, nel 1986 con la legge 41, però io lascerò o a Michele Franzo o a Paolo Pascoli, gli amici del CRIBA, che potranno eventualmente descrivere in qualche modo l'iter delle leggi che ci ha portati fino ad ora. Noi arriviamo qui alla legge 10 regionale del 2018, dove c'è un termine, mappatura generale dell'accessibilità, dove si comprende le fasi di predisposizione, aggiornamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, dei PEBA, no? Che sono di fatto degli strumenti dinamici che che si sviluppano nel tempo. Quindi per stralci, questo PEBA per il Comune di Gemone del Friuli è stato è iniziato concentrandosi su determinati ambiti territoriali del comune, come prima ha descritto anche Franz, l'architetto Francesco, concentrandosi su 4 aree, 3 aree più altre 2 sparse. Un'area è appunto il terminal ferroviario e delle autocorriere, dove non è compresa la ferrovia, in questo caso c'è la stazione ferroviaria, però l'area dove c'è, ad esempio c'è Piazza Comelli dove si fa il mercato settimanale, ci sono diversi servizi, c'è un ufficio postale, ci sono diversi istituti bancari, c'è un CAF, c'è un po' di tutto, insomma molti servizi di pubblica utilità, nonché appunto l'arrivo dell'autocorriere dei treni. Dopodiché l'altra area è il polo sportivo e scolastico, dove si concentra una quantità di servizi che però sono di altro tipo, non sono servizi come può essere una banca, una farmacia o altro, però sono servizi ai cittadini. Dopodiché l'altra area è il centro storico. Come prima ha detto Franz, appunto, le prime 2 aree si trovano in una zona, pianeggiante, principalmente pianeggiante, quindi le problematiche sono più semplici da risolvere, mentre appunto l'area del centro storico, dove abbiamo individuato tratti di vie e 2 edifici pubblici, ritroviamo delle problematiche diverse, cioè le altimetrie e i dislivelli sono presenti e le soluzioni non sono così semplici, quindi si cercherà di arrivare a una soluzione in qualche modo. E l'altro che ho chiamato altre aree di pubblico interesse sono
il parcheggio del campo sportivo, dello stadio, e il parcheggio del cimitero. Il cimitero, diciamo, si sviluppa su 6 livelli diversi, per cui l'accesso interno non è stato, cioè l'interno del cimitero non è stato preso ancora in esame, però siccome per accedere è sufficiente, almeno per ora, accedere per ogni livello opportunamente stando su quel livello lì, dopo vi farò vedere, è necessario predisporre dei parcheggi e la possibilità di entrare livello per livello, quindi ci saranno 6 punti di approdo, diciamo, su questi diversi livelli presenti nel cimitero. Ora vi faccio vedere come si sono sviluppate come diciamo, ho sviluppato la ricerca delle criticità. Sulla base appunto di queste aree, voi vedete qui delle linee tratteggiate rosse piuttosto che dei contorni. Questi delimitano le zone che sono state osservate e rilevate. Le schede sono di tutti questi punti, tutti questi tratti, diciamo, esaminati, si sviluppano tutte più o meno allo stesso, cioè non più o meno, si sviluppano alla stessa maniera. Si parte da prima con una catalogazione delle zone e quindi c'è un codice di riferimento che si riferisce, questo qua ad esempio il P106, si riferisce alla zona, che in questo caso abbiamo, il 106 è questo, parcheggio Bertagnolli, e su questo 106 si appoggiano le criticità, e quindi io quando ho una criticità avrò un numero che è il P106 più il tipo di criticità e la numerazione progressiva, ad esempio la criticità 1, la criticità 2, eccetera. Questa è una scheda semplice, ho preso questa, perché sono solo 2 criticità state rilevate. Dapprima si descrive il sito esaminato e si individua tramite una cartografia che si ritrova nella carta tecnica regionale, nel sito della regione, che qui viene individuato all'interno del comune. L'altra parte, scusa, vedono la manina? L'altra parte è un ingrandimento dove si delimita proprio l'area esaminata, e poi c'è una scheda dove si descrivono le criticità. Le criticità in questo caso sono 2 criticità uguali, perché è lo stesso tipo di criticità, e appunto qui si descrive qual è il problema. Il problema in questo caso è la mancanza del percorso tattile plantare per il non vedente, e sull'immagine, sulla fotografia scattata nel luogo c'è la data e eventualmente c'è, volendo, anche la georeferenziazione della foto, che però in questo caso viene comunque riportata in quest'altra scheda, dove sempre tramite una cartografia regionale si riporta la criticità e la posizione relativa della criticità, quindi si ritrova facilmente. Inoltre, oltre alla descrizione della criticità, c'è una proposta risolutiva, si spiega qual è la soluzione da dare progettuale e si individua una priorità che sarà che determinerà appunto la priorità sul fatto di quando e come realizzare quest'opera per facilitare l'accesso e togliere questa barriera architettonica. L'ultima tavola, la penultima tavola è questa scheda qua, dove ogni tipo di criticità è in qualche modo riportata
dove viene anche descritto l'articolo della norma che prevede appunto la soluzione, che prevede dove si spiega perché c'è questa criticità e quale può essere la soluzione. Siccome va risolto, diciamo. Quindi questo numerino qua si ritrova appunto nel codice unico di riferimento della criticità, quindi già leggendolo capiamo qual è il problema. In questa scheda, alla fine, quella scheda dove c'è il riassunto di queste criticità, ritroveremo per tipi la somma delle criticità che si ritrovano in questa area analizzata. Alla fine c'è una nota conclusiva dove si descrive appunto quest'area o questo tratto di strada, i problemi che si sono riscontrati e una soluzione tipo progettuale dove si spiega come verrà risolta. In questo caso la posa di un percorso tattilo plantare del tipo Loges, che questo tipo qua però non è detto che sia così come l'ho messo io qui, viene evidenziato perché poi il materiale verrà scelto più avanti. E poi questa qui è la scheda, quindi adesso passiamo successivamente alle aree. Questa qui è la zona del terminal ferroviario. Adesso vi illustro alcune delle criticità per capire dove siamo andati cosa abbiamo ritrovato, insomma, alcune, perché tutte si trovano nel piano. Dunque, qui abbiamo via Dante Alighieri, piazzale Bertagnolli, piazza Comelli, via Giulia, una parte di via Giulia, una parte di via Roma, l'autostazione delle Corriere, e il parcheggio legato all'autostazione, e via Santa Lucia. Dunque, qua sono in qualche modo descritti i punti critici che adesso faccio vedere. Ce n'è altri ovviamente, però questi qui sono quelli che riporto come esempio di questa zona. Qui vediamo la prima qua è la criticità su via questa qui, su via Roma, questo attraversamento pedonale. Questo attraversamento pedonale ha questo problema, cioè ha due problemi in realtà. Uno manca dalla parte verso il parcheggio, diciamo la parte ovest, manca il percorso tattile plantare per il non vedente. E dall'altra parte dell'attraversamento noi non abbiamo la rampa, di conseguenza se ci si accinge ad attraversare in sedia a ruote non si può superare, non si arriva sul marciapiede opposto, dove su via Roma ci sono diversi servizi, non ci vedo qua banche, cose di diverso tipo, no? Diversi servizi pubblici. Quindi la soluzione sarà una cosa di questo tipo, cioè si riporterà in piano una parte del marciapiede, si creeranno due piccole rampe in materiale cromaticamente diverso, basta che sia cromaticamente dal punto di vista di contrasto cromatico, altrimenti ci potrebbe essere un problema per quelli che hanno, cioè non i non vedenti ma gli ipovedenti, un problema sulla disabilità di questo tipo, no? E poi verrà messo ovviamente un percorso tattile plantare sempre del tipo Loges, che verrà scelto opportunamente in base alle scelte che verranno fatte dopo, come tipologia, ecco, perché ce n'è di diversi materiali. E poi qui vediamo anche questa criticità da 3, che sarebbe l'attraversamento della stazione delle Corriere, che arriva sempre sull'altro lato di via Roma, che arriverebbe qui. E qui vediamo che c'è anche un altro problema. In pratica questo tratto pedonale non presenta delle guide naturali per il non vedente, mentre per una persona che si muove su sedia a ruote il problema qui non c'è.
Per una persona non vedente il problema c'è, perché non riesce a ritrovare una linea che lo conduca da quella parte, proseguendo diciamo, verso via Roma, oppure che trovi la posizione del passaggio pedonale. Qui lo vedete anche rovinato, ma in realtà questo lavoro l'hanno già fatto, hanno già risistemato l'asfaltatura, non so se hanno fatto anche già il disegnato del passaggio pedonale. Comunque questi qui sono lavori che si stanno effettuando già. E poi passiamo qua all'altra criticità, la 4, sulla stazione delle Corriere, dove non ci sono, le stazioni delle Corriere sono realizzate in modo corretto dal punto di vista delle rampe, dei dislivelli, per una persona ad esempio con disabilità visiva di tipo un ipovedente, ma non per un non vedente. Il non vedente deve avere questo elemento qua, che gli permette di individuare la posizione della banchina dove attenderà la corriera, il mezzo su cui salire oppure quando scenderà, e quindi che poi qua lo accompagnerà fino al marciapiede e poi per tutto il resto, insomma, del percorso che doveva fare. L'altro problema è questo qui è un altro tipo di problema, però è un po' complesso da risolvere, perché queste due automobili, cioè non è che l'hanno fatto apposta ovviamente, perché, però alla fine se vai un po' più avanti copri il passaggio pedonale, quindi qui non passa nessuno. Anche se, ad esempio, se vogliamo dire, un non vedente non avrebbe problemi di passare perché se sono le macchine le tocca e trova. Ma uno con sedia a ruote qui non ci passa proprio, non esiste, quindi non c'è soluzione. Quest'altra qua, su questa scheda noi vediamo le criticità di via Dante Alighieri. Questo tratto di via Dante Alighieri che ho esaminato, che è questo qui, che va da qua fin là, quello delle foto è questo qui, è tutto da rivedere. Quindi non ho individuato criticità in modo puntuale perché va rifatto una progettazione complessiva delle due parti della via fin qua, perché è un po' più oltre, faccio vedere qua, ecco, da qui in poi via Dante è sistemata, è realizzata in modo corretto, infatti io la riporto come una pratica, come si dice, dove abbiamo un contrasto cromatico ottimale per l'ipovedente, una buona aderenza per quando si cammina, piove, oppure il fondo è rigido, e la presenza come si chiamano, delle piastrelline del tipo Loggia per il non vedente, anche se non sono perfettissime, dovrebbero essere un po' più larghe, però ci sono, e quindi poi c'è presenza anche di guide naturali, quindi qui diciamo è ben fatta questa parte, di conseguenza tutto il resto di via Dante si ipotizza che verrà realizzato nel medesimo sistema, no? Mentre questo tratto qua di via Dante, l'iniziale, quello partendo dalla stazione, è veramente un disastro, cioè qui anche una persona normale deve stare ben attenta a non inciampare, è un problema. Però tra gli alberi, qui bisognerà progettare tutto, rivedere come sistemare e arrivare alla soluzione migliore possibile, perché non tutto si può fare ovviamente, bisogna trovare una soluzione per le cose comunque. Come qui ad esempio abbiamo Piazza Comelli, che è a posto, però ci sono dei problemi legati, ad esempio qui questo passaggio pedonale che è fatto benissimo, infatti si rialza e qui in questo punto chi è in sedia a ruote passa benissimo in centro, però trova questo. Se dovesse passare di qua non troverebbe questo, di conseguenza questo paletto qua o lo si toglie oppure lo si sposta un po' a sinistra e che ne so, se ne mette un altro dall'altra parte, quindi qui sarà una decisione da prendere. Però per il resto è a posto. La parte verso la chiesa della stessa piazza ha questo problema qua, l'ipovedente non ha nessun problema qui,
contrasto cromatico ottimo, ci sono anche questi elementi verticali che suddividono e danno un ritmo sul passaggio, però un non vedente avrebbe i suoi problemi, perché questi elementi hanno una distanza di quasi 4 metri, 3 metri e mezzo, quindi anche muovendosi col bastone non è detto che riesca a trovare l'elemento successivo e quindi la linea non la trova. Probabilmente qui sarà opportuno stendere una cosa di questo tipo, un Logis così, un tipo Logis, tipo così, da mettere una qualche guida naturale, insomma, non naturale, ma una qualche guida tattile che lo conduca dall'altra parte e quindi poi anche alla chiesa, perché poi qua, insomma, di conseguenza. Questo qua è un problema di via Santa Lucia. Via Santa Lucia è un po' una zona problematica. Qui abbiamo un arrivo del passaggio pedonale sull'aiuola verde, praticamente. E questo non è proprio il massimo. Probabilmente bisognerebbe togliere questo pezzetto di marciapiede, togliere il verde qui e dare la continuità. Si vedrà come fare. Questa qua, andiamo successivamente, è la zona del polo scolastico. Il polo scolastico prende il campo di atletica rugby, via Velden, piazzale Chiavola dove c'è l'atletica, qui il palazzetto di atletica, il polo scolastico delle scuole, la IAL, e qui c'è un arrivo, e poi via Battiferro che c'è un altro accesso qui dell'Istituto da Ronco. Allora, vediamo più o meno alcuni elementi che vi ho segnato. Sì. Mi sentite? Bene, allora, Piazzale Chiavola. Qui ho messo questo edificio qui, che si trova in questo punto qui, è un edificio che è sede di associazioni, dove i ragazzi vanno a suonare strumenti musicali, no? E qua dietro c'è una piccola palestrina dove si fa ginnastica e qui abbiamo un piccolo spazio dove sicuramente sarà opportuno inserire un parcheggio per disabile, perché un disabile qui non potrebbe accedere dal momento che tuttavia verde, proprio in questo punto non c'è nemmeno un passaggio pedonale e da questa parte il marciapiede è disastrato, cioè non completamente, ma dove ci sono i tombini, siccome è stato realizzato abbastanza parecchio tempo fa, attorno ai tombini, ad alcuni tombini è ceduta la pavimentazione, si tratterà di sistemare in modo tale da rendere accessibile questa parte qua. E comunque servirà un passaggio pedonale perché una macchina qui parcheggia, dentro non possono, chi arriva e parcheggia in questa zona qui, ovvero questi parcheggi qua che proseguono fino lì, che poi sarebbero questi, dove c'è 2, arrivano qui e devono attraversare, insomma, il problema è che non c'è tanto traffico, insomma un bel passaggio pedonale ci sta. Mentre ad esempio qua in fondo c'è un passaggio pedonale che ha un piccolo problema, finisce sulla rete, che sarebbe questo. Qui sarà da risolvere anche questo come problema. Comunque questa casupola di prove musicali sarebbe accessibile perché noi il parcheggio per l'atletica c'è la posizione dei parcheggi diciamo riservati ai disabili, ma il disabile dovrebbe scendere, entrare qui, farsi tutto il campo o per di qua o per di là, arrivare lì. Mi sembrerebbe un po', sì, si risolve in quel modo lì, insomma è più civile sicuramente. Poi la zona delle scuole ha dei problemi qui, ad esempio sull'attraversamento dalle scuole, che sarebbe qui, queste qui sono le scuole, no? Metti che vadano in piscina, se c'è qualcuno che ha problemi di deambulazione ed è in sedia a ruote, arriva qui perché c'è la rampa e tutto il resto, attraversa, si ritrova come dall'altra parte, ecco qua, si ritrova il cordolo del marciapiede, bisognerà trovare un sistema anche lì. Oltre ad esempio c'è un altro piccolo problema a migliorare il contrasto visivo su questi marciapiedi
perché le rampe, l'inizio e la fine delle rampe andrebbero segnalate con una linea di qualche tipo, può essere un cordolino, basta che sia materiale diverso, quindi si vede. Come ad esempio qua davanti all'ospedale, dove ci sono gli arrivi delle corriere che utilizzano gli studenti anche, noi abbiamo una differenziazione di materiale qui, no? Quindi io vedo che c'è la rampa. Però anche qui mancano, in questo caso, il freno, diciamo, tattile per il non vedente che gli permetta di individuare la posizione dell'arrivo della corriera, quindi il punto di attesa. E qua anche, questa qui è la zona del palazzetto dello sport, e qui abbiamo questa situazione dove manca l'accesso per la sedia a ruote. Qui si risolverà in modo abbastanza semplice, perché proseguendo da questa parte c'è proprio l'entrata, qui adesso non si vede, l'entrata del palazzetto, quindi basta fare una piccola rampa qui e si accede da questa parte. Dunque, questa qua invece è la zona del centro storico. Il centro storico è un tantino problematico perché è così, perché il centro storico è proprio un problema di base, no? Qui a Gemona, perché essendo oltre ad essere costituito ovviamente da edifici storici, ma si trova anche con altimetrie differenti, anche impegnative. Quindi abbiamo alcuni punti. Ecco, ad esempio, qui noi abbiamo la discesa al parcheggio di Piazza del Ferro. Piazza del Ferro qui c'è anche il mercato settimanale una volta al mese, no? Che fanno una volta al mese. Ah sì, 2 volte al mese lì, una volta sì, una volta al mese. E questo qui è l'arrivo del parcheggio sotterraneo, sono 2 livelli, no? Allora, ecco, qui i gradini sono, diciamo, ottimi, nel senso che hanno il loro contrasto cromatico, che si intravede anche di qua, però mancano i corrimano, qui mancano completamente, pur essendoci questa parte inclinata, però ci vogliono. Perché un anziano appunto può avere i suoi problemi nel momento in cui ovviamente deve utilizzare il parcheggio sotto. Poi questo qua è un'altra zona critica, c'è questo parcheggio per disabile che si trova accanto all'edificio comunale, che come posizione non è molto felice. Qui la soluzione sarà abbastanza semplice, sarà sufficiente questo parcheggio spostarlo al posto del primo dietro questa macchina rossa qui, e quindi sarà in orizzontale, perché qui è messo nel senso della pendenza, quindi mi capite che quando uno scende, certo la carrozzina ha i suoi freni, però scendere da qui e posizionare la carrozzina in pendenza sarebbe meglio nell'altro verso, infatti là sarebbe ideale, quindi non si tolgono parcheggi e poi si troverà una soluzione per creare una corsia che accompagni lungo la strada, qui davanti, fino al teatro, che c'è l'ingresso qua vicino. No? Però, come vi dico, è sempre un problema in centro trovare le soluzioni. Ad esempio anche questo qua è un problema, perché questa posizione per l'accesso al comune purtroppo ha 2 problemi. Uno è la pendenza, e quindi già quello è sufficiente. E poi la pavimentazione che sì, è bella, interessante, ma purtroppo per un disabile è difficile, è un problema è difficile da gestire, e quindi bisognerà metterlo da un'altra parte. Poi l'accesso qui al comune, a questo ingresso del comune, del municipio, non funziona bene, perché qui non ci si passa, bisognerà fare una piccola rampetta qui, cioè allargare questa zona in modo tale che si riesca a salire, entrare, salendo probabilmente da qua, dove probabilmente si sistemerà questo parcheggio e con una corsia preferenziale segnata a terra, il minimo che si può fare, perché qui è anche una strettoia, però non ci sono altri sistemi, e si può accedere da questa parte, si troverà una soluzione. L'interno del palazzo uffici del municipio si sta lavorando adesso a una ristrutturazione. Qui ho segnalato alcuni punti, ad esempio qui sulle scale
manca un segnale di fine a inizio rampa. E qua invece in questi bagni, sui 2 piani, c'è un problema di accessibilità, ma è facilmente risolvibile comunque. Mentre nel palazzo Botton, questo qua, quello dove c'è il portico, sì, la loggia, per accedere alla sala consigliare sarebbe opportuno in questo caso sistemare un corrimano anche dall'altro lato, e anche sull'altra rampa di scale la stessa cosa, perché una persona anziana, se ha male a una gamba, salendo gli va bene uno e scendendo gli va bene l'altro, quindi sarebbe opportuno farlo. Non costa tanto, quindi questa è una cosa che è facilmente realizzabile. E poi, ad esempio, qui dove abbiamo gli ascensori di Palazzo Botton, sarà opportuno, ma adesso non stanno mettendo a posto l'edificio, porre gli opportuni cartelli indicativi di indicazione, e poi ricavare, perché qui c'è questo problema, ricavare un servizio igienico a servizio della sala consigliare. Il retro dove si accede, qui è bene mettere una piccola un elemento con guida tattile a terra, perché in modo tale che il non vedente possa riconoscere l'inizio dei gradini, e la striscetta classica adesiva sui gradini, sull'inizio del gradino, in modo tale che qui non si vede benissimo, però vi assicuro che non si vede, cioè non si vede che ci sono i gradini, e quindi si arriva direttamente sullo zerbino. No, qua c'è una rampa, una griglia. E come ad esempio, ecco questa qui è una gradinata, non si vede. Questo vale, che sarebbe questa gradinata qua, e si trova accanto a Palazzo Botton, è qui. Si arriva a quella piazzetta dietro. È appena stata realizzata, e devo dire anche bene perché, da questo punto di vista è ampia, però ha un problema che, oltre al contrasto cromatico che proprio non c'è, che si risolve in modo molto semplice, proprio così, mettendo queste esercizi qua che sono un po' dappertutto qui a Gemona. Andranno sistemati dei corrimano come in questo punto, che questo qui si trova più avanti, su via la Caneva, perché risolve il problema del corrimano destra-sinistra. Uno corre, cioè si sposta su questo lato, altrimenti bisognerebbe in qualche modo ancorarli di qua e di là, però è meglio in centro, perché se no devi passare da una parte all'altra, eccetera. Poi qui c'è un problema all'inizio della via, che questo qui è un salto un po' alto, si dovrebbe sistemare come qui, cioè due o tre vasi di fiori risolvono il problema, non c'è più il rischio caduta. Sì, non è un parapetto, ma almeno non viene, perché così non ci vuole tanto da andare giù uno che è un ipovedente, perché tutto questa loggia qua sotto, questa parte qua è molto scura su questa via, e non ci sono dei contrasti sufficienti, come si vede anche qua, che per identificare i cambi di pendenza, come sono qui, che danno problemi all'ipovedente. E poi ad esempio qui non è segnalato, questo serve per il non vedente, perché per il ipovedente c'è, e non è segnalato qui e qui la presenza di una stradina, perché qui c'è la stradina che sale, che è questa, dove è qui, non mi ricordo più, qua mi pare sul 10, che sale dietro al Palazzo Botton, si passa per di lì, quindi se ti passa una macchina il non vedente va avanti, insomma, no? È quello per dire. Poi c'è qualche problemuccio anche in piazza Garibaldi. Ecco, qui abbiamo un problema un po' strano, perché qui è stata fatta la rampa che scende, però
però è intraversata, cioè ha una contropendenza. Di conseguenza, se un disabile su sedia a ruote sta transitando per proseguire e arrivare qua, che poi è la parte successiva dell'altra via dopo Piazza Garibaldi, ha i suoi problemucci perché viene spedito sulla strada. Qui bisognerebbe o si toglie completamente, anche perché l'attraversamento arriverebbe dall'altra parte dove c'è un marciapiede che dopo va in salita, che non bisognerebbe accedere in un altro modo lì. Oppure, cioè, appunto, o si chiude, oppure si dà una doppia pendenza, cioè 2 rampe, una da questa parte e una dall'altra, e si abbassa il marciapiede. Però qui dopo loro adesso ci mettono dei tavolini, anche se non so, anche dall'altra parte, un po' un punto critico, perché questa forma, questo angolino qui è una zona un po' critica, quindi mi rendo conto che è stato un po' difficoltoso. Qua invece c'è la discesa su una scala che va giù in via, se non mi ricordo, cioè su via Cavour, dopo il palazzo di Scarpa. E qui c'è l'attraversamento pedonale, però anche qui non c'è la segnalazione tattile per non vedenti, sia nell'arrivo che di qua, e questa qua invece è la discesa della scala, che è questa, che anche qui abbiamo qualche problemuccio di contrasto visivo sulle scale, pur essendoci appunto il corrimano c'è, ma non abbiamo contrasto visivo e non c'è la segnalazione tattile che permette che fa capire al non vedente che qui stai attento vai giù. Qua invece, sempre su via Cavour, ci sono i parcheggi per disabili, però in questo caso non c'è la segnalazione orizzontale, che aiuta, non dico di più di quello, ma quando un cittadino arriva in macchina e parcheggia lì, se non si accorge di questo cartello qua, potrebbe non accorgersi, se non so, non vede strisce gialle per terra, quindi qui andranno disegnate. Qua c'è, sempre su via Cavour, c'è la piazzetta Battaglione Gemona, dove c'è un servizio igienico. Dentro funziona, il problema è entrarci, perché il bottone di chiamata è troppo alto, andrebbe abbassato tipo qui. E poi questa porta è chiusa, io l'ho aperta con una roba che l'ho messa sotto, è chiusa con una molla, perché proprio forse adesso non so per quale motivo, però questo bottone qua è stato disattivato e la porta è sempre aperta, ma per spingerla non è proprio, insomma, non è che si riesce tanto, quindi uno sulla sedia non so se deve avere come farebbe, perché lui la spinge e quella la rebutta indietro, non so come si può fare. E quindi qui probabilmente bisognerà o disattivare questa molla qua o renderla molto più leggera perché è piuttosto pesante e spostare giù. Anche qui si parla di cose molto semplici e senza fare grosse spese. Stessa cosa sulla scala che qui dietro, vedete qui che c'è il parapetto, sale nel piazzale sopra. Poi qua, quando si arriva sopra, è abbastanza malmesso, però comunque questa scala non ha nessun tipo di contrasto con l'acqua, tutta vai giù tranquillo che non vedi gradini. Anche qui basterebbe mettere delle striscette adesive. Sì, tutti gli interventi, questi qui, molto, molto economici. E qua la stessa cosa, qui siamo sulla fontana, qui non abbiamo, sì è bella lei, è chiaro, però perché sia fruibile da tutti sarebbe opportuno metterci in questo caso appunto gli adesivi che creano il contrasto e permettono di vedere la discesa del gradino, di vedere il gradino. Qua, vediamo un po', ecco, dopo arriviamo, ecco, i parcheggi comunali, lo stadio comunale, il cimitero. Allora, cimitero, la partenza va benissimo, c'è tutto, anche se manca comunque la guida tattile che porta il non vedente dentro, perché ho visto che dentro ci sono già segnalazioni per non vedenti. Questo qua è
il terzo e il quarto livello. Il secondo è questo qui, dove si arriva a fianco del crematorio. Qui sarebbe sufficiente disegnare un bel parcheggio per disabile e sistemare la soglia che arriva qui, che è questa, e si entra in questa parte. Qua sopra noi accediamo qui e qui, stesso problema, sistemare la soglia. Quello successivo è sempre questo, qui mi pare che, no, qui non serve sistemare la soglia, mi pare, però qui manca un parcheggio per disabili, in modo tale che scenda da qui e entri dentro. Ha un carro da ricordare dall'altra parte, dovrà risalire, scendere di là, comunque riesce ad accedere. L'ultima parte è uguale. Sarà bene segnalare la posizione, cioè un parcheggio per disabili, perché penso il 1 novembre, cioè quando sono i santi e i morti, qua è pieno di parcheggi, di gente che arriva, e quindi riserviamo uno spazio anche per loro. Lo stadio del parcheggio c'è questo stallo riservato, ne servono altri 2, e poi andrà a posto anche la segnalazione verticale, quello può essere completi. Ecco, arriviamo al questionario, e sono stati proprio per il problema per il fatto dell'inclusione anche di altri, del coinvolgimento anche della popolazione di altri, degli portatori di interesse nella stesura del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono stati fatti 2 questionari, uno pubblico, insomma esteso a tutta la popolazione, anche quella non residente a Gemona, e un altro inviato solamente ai portatori di interesse, ovvero associazioni e altri. Dunque, qui comunque noi possiamo vedere che sostanzialmente le criticità che ho riscontrato sul territorio esaminato corrispondono a quello che abbiamo visto, a quello che c'è, a quello che la gente, le persone vedono, insomma. Anche qua il portatore di interesse stessa cosa, e qui appunto abbiamo anche la proposta questi qui sono ovviamente anonimi, di un'associazione che dice, insomma, si farà viva e ci dirà se ci saranno, se troverà delle cose dei consigli da darsi, insomma. Ecco, alla fine concludo con questa tabella riassuntiva che deriva appunto dalla codifica effettuata sulle criticità puntuali, che vengono sommate e riportate in modo diciamo unitario. E quindi da queste tabelle noi possiamo intuire che ad esempio riguardo agli spazi urbani i percorsi rivestono la maggior parte dei problemi. Poi quasi a pari merito sono i dislivelli e le scale, e una parte legata ai parcheggi, che non sono meno importanti ovviamente. Mentre negli edifici ritroviamo problematiche sui dislivelli, sulle scale, queste cose qui, sui percorsi, percorsi e servizi igienici si dividono più o meno, sì, non è che insomma, si dividono così. Ecco, adesso l'architetto ha fatto una disamina abbastanza puntuale delle varie criticità. Abbiamo visto, riassumendo, che sono di svariata natura e possono essere anche di facile oppure difficile risoluzione a seconda delle casistiche e soprattutto dei contesti. Come abbiamo detto all'inizio, il territorio del comune di Gemona morfologicamente parlando è anche abbastanza diversificato, e quindi anche le problematiche che ne derivano sono diverse. Abbiamo visto che ci sono criticità veramente di facile risoluzione, mentre altre sicuramente avranno bisogno di varie ipotesi per arrivare a delle soluzioni concrete e soprattutto attuative. Nella fase 2, che noi abbiamo intenzione di redigere prossimamente, tratteremo appunto queste risoluzioni, e per fare questo io vorrei anche
sentire il vostro parere e il vostro apporto in relazione anche a quello che avete capito da questa presentazione e quello che avete, quello che è emerso da una disamina eventuale degli elaborati, e se voi li avete guardati anche per l'intero, insomma. Quindi lascio la parola a chi vuole intervenire senza problemi. Approfitto per dire 2 parole, se non è un problema. Innanzitutto grazie per la presentazione. Abbiamo avuto modo in questi mesi anche di confrontarci diverse volte con l'architetto Ganis. Sì, apprezziamo l'esito del lavoro, che è stato attento effettivamente a molti aspetti, come si è visto anche oggi dalla presentazione, nel senso che veramente si è entrati un po' nel merito del concetto di accessibilità ad ampio spettro, indagando diverse esigenze e anche criticità di tipologie diverse, ovviamente, dal corrimano al contrasto cromatico al tattilo plantare e quant'altro. Quindi questo è sicuramente interessante. Abbiamo avuto modo di dare un'occhiata anche agli elaborati, appunto, ed emerge anche effettivamente un attenta studio, mi sento di dire, delle linee guida regionali, perché si vede effettivamente che i concetti cardine sono stati ampiamente digeriti e riportati all'interno del lavoro sviluppato. Quindi complimenti all'architetto e anche al comune, ovviamente, che si è impegnato in questo percorso di miglioramento dell'accessibilità del territorio. Mi permetto solo di avanzare una questione adesso da un punto di vista operativo, effettivamente, che non so se ricade un po' in questa seconda fase che ha accennato adesso l'architetto Franz, ovvero al lavoro di rilievo che si spinge anche su una serie di proposte di soluzioni molto concrete anche in molti casi, nel senso che l'architetto Ganis ha già abbozzato proprio delle proposte di soluzioni. Mi chiedo quale sia la chiave per rendere il più operativo possibile, nel senso che, se posso permettermi, l'unica carenza che io vedo in questo momento è nell'ipotetica stima dei costi relativi alle soluzioni, quindi andare in qualche modo a stimare un budget per la realizzazione delle opere, che poi diventa fondamentale anche in un'ottica tecnico-politico per il comune, su uno stanziamento di bilancio per poter programmare le opere su un orizzonte pluriennale, no? Quindi in funzione di quello che si ritiene. Chiedo se effettivamente questo riguarda questa seconda fase di lavoro, fermo restando ovviamente che stando alle linee guida non si tratta di dover fare un computo metrico, diciamo, per un progetto esecutivo di risoluzione delle criticità, ma si tratta effettivamente di una stima di costo, quindi è un'indicazione anche abbastanza ampia e flessibile, però effettivamente che ritengo sia importante per poter proprio poi calendarizzare opere nei futuri anni. Ecco, questa è l'unica questione che volevo porre. Sì, Franz, giusta osservazione, giustissima osservazione. Il sindaco che tenta di collegarsi. Sì, sono collegato. Eccoci. Francesco. Sì, sto guidando, ma diciamo che riesco a fare quello ancora. Quindi non ho ci attaccato il video, ma senti? fidatevi. Sì, vi sento, ho sentito anche l'intervento, ho sentito anche l'ultima parte dell'intervento proprio dell'architetto. No, posso rassicurare anche, tendenzialmente cerchiamo di fare i piani non perché rimangano poi nel cassetto, ma proprio perché è nostra intenzione partire da quelli per poi intervenire proprio operativamente. Quindi da questa fase ne seguirà senz'altro un'altra, poi lascio la parola ad altri perché devo intervenire anche in un altro ulteriore incontro, e do proprio la certezza che partiremo fin da subito con appena avuto una prima stima. È chiaro che non potremmo fare tutto e subito, però partiremo subito dagli interventi più veloci da poter fare per iniziare a stringere il campo su quelle che sono le esigenze del territorio, quindi dalle cose più semplici, diciamo, per poi concentrarsi, ovviamente perché anche le risorse saranno diverse e anche perché i tempi possono essere diversi ed inseriti anche in progetti di riqualificazione. Penso per esempio al centro storico, dove l'attenzione è
è massima anche per altri tipi di aspetti legati ai porticati, all'illuminazione degli stessi, alla riqualificazione di questi percorsi, quindi potrebbero essere inseriti in progetti di qualificazione un po' a più largo respiro, e quindi crediamo che si risolveranno anche ulteriori contesti. Tutto è possibile. Quindi per quanto riguarda le cose più semplici partiremo proprio fin da subito, non so se già a partire dall'anno in corso, ma senz'altro metteremo nei bilanci da qui in avanti delle risorse proprio per fare un qualcosa ogni anno. Galleria. Ecco, Sindaco, non ti sentiamo più purtroppo, ma... No, ho finito. Eccoci, perfetto, grazie mille del tuo intervento. Chiudo io parlando anche in qualità di responsabile del procedimento e parlando quindi della fase 2, quindi delle due fasi principali. Questa fase, appunto, come dicevo prima, si è concentrata sul rilievo delle criticità, su delle possibili soluzioni veramente sommarie per quanto riguarda la risoluzione di queste criticità. Nella fase 2, che adesso andremo ad aprire subito dopo questa fase consultiva e partecipativa, vogliamo appunto andare a definire dei progetti di massima che comprendano anche una stima, appunto, sempre di massima sommaria, delle risorse economiche che necessariamente andranno a interessare voci di bilancio per quanto riguarda la risoluzione delle problematiche con lavori sul territorio. Ovviamente questi progetti di massima andranno a concentrarsi su siti e su risoluzione di problemi puntuali, anche in base al peso che l'architetto Ganis ha dato a queste criticità. Come ha detto il Sindaco, sicuramente cercheremo di risolvere nell'immediato le criticità più comuni e anche quelle di più facile risoluzione, questo è ovvio, demandando ad una fase magari più dettagliata per quanto riguarda progetti di dettaglio e soprattutto la ricerca di risorse ancora più di dettaglio e quindi di una certa consistenza, anche magari con contributi regionali ovviamente, che mi sembra che la legislazione di settore permetta di chiedere e di accedere, appunto per risolvere le problematiche. Questo è quanto noi abbiamo intenzione di fare a livello di PEBA, insomma. Quindi se qualcuno di voi, di qualcun altro di voi ha intenzione di portare la propria opinione su quanto abbiamo discusso. No, mi scusi, chiedo solo l'ultima precisazione giusto per capire integralmente. Voi quindi adesso andrete comunque in adozione del PEBA così composto, No, e invece... Adesso Franz, noi facciamo anche predisponiamo anche la fase 2, che è quella del progetto di massima, e poi fase 1 e fase 2 costituirà adozione di PEBA e poi approvazione in sede di Consiglio Comunale. Perfetto, grazie. Questo è il procedimento che abbiamo pensato, anche perché mi sembra che la normativa anche nazionale non, seppur le linee guida ormai consiglino l'adozione in sede giuntale e l'approvazione in sede di Consiglio, non è così disciplinato in nessuna norma, quindi noi abbiamo deciso di adottare questa strada, fermo restando che fra adozione ed approvazione ci saranno comunque i tempi per le necessarie e dovute osservazioni, se è il caso, insomma, che tutti potranno presentare ovviamente, che noi prima dell'approvazione andremo a vagliare e andremo eventualmente a integrare se ritenute ovviamente degne di nota. Perfetto, grazie. Gli altri partecipanti vogliono dire qualcosa? Io mi presento, sono la segretaria dell'Associazione Tetraparaplegici regionale. Sono Alessia Modestini. Buonasera, io vi conosco adesso, ho visto oggi tutto questo lavoro qui, quindi noi avevamo mandato una mail a tutti i nostri soci, siamo tutte persone mielolese che si muovono sulla sedia a rotelle, e soprattutto ai soci del comprensorio di Gemona per sapere se c'erano delle criticità. Nessuno a me ha risposto in merito, quindi io avevo, sinceramente ho detto anche a Michele, ne avevo 2 o 3 persone, di cui 2 anziani,
2 più anziani, uno più giovane, però non mi hanno detto niente, quindi io ho visto questo lavoro che avete fatto, poi noi collaboriamo molto con Michele, col CRIBA, e quindi sì, mi affido a lui su questa cosa che ha visto, cioè io solo ho visto cosa avete fatto, ma non so il lavoro precedente. Sì, confermo la nostra collaborazione attiva e fattiva con il CRIBA, ovviamente, soprattutto l'architetto Ganis ha avuto modo in svariate circostanze di interfacciarsi affinché il lavoro risulti più completo ed ottimale possibile. Dico una cosa. Coinvolgerò di nuovo, chiamerò personalmente i miei soci del comune di Gemona per dire sì, se hanno qualcosa da proporre o da chiedere o qualcosa che non va bene e casomai tramite Michele e Franz vi facciamo sapere. Benissimo, vi ringraziamo e prendo la palla al balzo per dire che ovviamente, visto che siamo anche in diretta streaming, chiunque ci senta che è interessato a farci pervenire il proprio apporto o tramite associazione o anche personale, evidenziando criticità oppure preannunciandoci delle risoluzioni o soluzioni per bypassare queste criticità, ben venga. Senza nessun vincolo di termini, quindi siamo aperti tranquillamente. Ok? Francesco, io solo mi scuso e colgo l'occasione per salutare tutti e ringraziarvi ovviamente per il contributo, quindi siamo a disposizione per ogni eventuale necessità, da cui, come dicevo prima, si parte, quindi dateci anche una mano a costruire un progetto che sia utile e necessario proprio per il nostro territorio. Quindi grazie a tutti, buon lavoro ancora. Arrivederci Sindaco, grazie. Buonasera, arrivederci. Niente, io sono Mario Giacomuzzi, in rappresentanza della WILDM di Udine, e mi aveva avvertito il nostro segretario Pantaleoni che c'era questo streaming oggi. Devo dire che sì, nei giorni scorsi ho dato un'occhiata anche al materiale che mi aveva mandato e è il primo che vedo, perché non ho avuto mai occasione di vedere qualcuno di questi piani. Cominciano, mi pare, adesso ad essere realizzati un po' nella loro interezza, e mi è sembrato molto, molto, molto ben fatto tecnicamente, perché si vede che c'è un rilevamento dei problemi puntuali, e soprattutto ci sono almeno una prima proposta di soluzioni che, anche dal punto di vista visivo, proprio con le fotografie, immagino con le modifiche delle fotografie, che possono già dare un'idea se la soluzione è impegnativa, meno impegnativa, semplice o quant'altro. Mi pare sì, che sia un'iniziativa molto ben riuscita, ecco. Benissimo, ringraziamo vivamente. Quindi se non ci sono altri interventi, almeno che l'architetto non abbia voglia di aggiungere qualcosa, anche per quanto riguarda la fase 2, che ovviamente è sempre in capo a lui. Sì, ma comunque la fase 2 era in risposta a quello che diceva Michele, che tra l'altro è stato prezioso. Devo dire che il vostro aiuto è stato prezioso, perché sì, veramente. E la fase 2 è proprio questa, quella che manca, cioè la parte dove si valuta economicamente la fattibilità, cioè i costi, almeno a livello di massima, per poter programmare con le risorse che sono disponibili di volta in volta la soluzione dei problemi. Se un problema è grosso si aspetta un attimo e si fa intanto gli altri, oppure se un problema è importante, veramente importante, si ferma quelli semplici e si risolve quello. Quindi quello poi sarà una scelta che verrà fatta successivamente sulla base appunto della quantificazione che verrà fatta nella fase 2. E comunque posso dire che sì, non è stato così semplice farlo, perché bisogna riuscire a entrare e vedere con gli occhi di chi non può vedere, o con gli occhi con le gambe di chi non può camminare, e quindi non è così semplice.
però dà soddisfazione. Devo dire che anch'io sono stato soddisfatto, mi è piaciuto fare questo lavoro, ecco. E mi piace continuare a farlo, diciamo, perché adesso dovrò completarlo e continuarlo. Poi per stracci successivi sicuramente si andrà a completare e a riunire queste aree fino a dare una soluzione il più possibile buona, che però devo dire un'altra piccola cosa, che alla fine la barriera più grossa non è... Sì, ci sono le barriere architettoniche, ma la barriera più grossa sono le persone, quindi l'educazione che in qualche modo dovrebbe essere, cioè ci dovrebbe essere nelle persone, quindi è la cosa più importante, e quindi spero che sì, da questo punto di vista si progredisca, e credo che anche vedendo nel territorio un'attenzione per problematiche di questo tipo, che vuol dire problematiche di tutti, dell'anziano, del giovane, del bambino, o di chi si è rotto una gamba per un periodo e non si può muovere, e quando vedi anche in giro che c'è questa attenzione, alla fine penso che in qualche modo tutti, chi più chi meno, insomma, ci si muove in tal senso. Quindi ecco, io mi fermo qui. Ringrazio l'architetto Gani sia per la presentazione sia per il lavoro che fin qui ha redatto, e sono sicuro che la sua sensibilità sulla problematica, sul rilievo e sulla risoluzione delle criticità la tramuterà in una redazione ottimale della fase 2 che noi andremo poi ad adottare, e come ho detto ci sarà spazio poi tra l'adozione e l'approvazione di questo nuovo strumento per tutte le osservazioni che chiunque ritenesse opportuno presentare e indirizzare all'amministrazione comunale. Quindi, così solo un'ultima cosa che adesso mi ha fatto venire in mente l'architetto Ganis proprio con quest'ultima battuta. Credo che effettivamente il valore tecnico, diciamo, del piano potrà essere ulteriormente valorizzato poi in una fase di attuazione anche da parte del comune negli anni a venire, se si riuscirà ad ovviare a quello che è un problema che vediamo accadere spesso nei comuni, nella pubblica amministrazione, ovvero in diversi contesti c'è un problema di assenza di comunicazione, conoscenza, diciamo, dei vari progetti trasversali a più uffici. Lo dico senza che questo appaia come una colpa, tra virgolette, ma effettivamente è un problema che abbiamo riscontrato molte volte. Quindi effettivamente credo che una sfida per il comune sarà anche in qualche modo rendere il PEBA uno strumento di lavoro comune a tutti gli uffici, diciamo, dal settore tecnico che si occupa dei lavori pubblici, ma anche a chi fa ovviamente le concessioni del suolo pubblico, ad esempio per gli esercenti, per i pubblici esercenti, piuttosto che chi segue la manutenzione del verde, nel senso che effettivamente poi il reticolo di accessibilità diventa un elemento di valore se tanti piccoli elementi si accostano l'uno all'altro, e questo deriva effettivamente da una condivisione dei principi di base da parte un po' di tanti referenti comunali che si occupano di cose diverse. Se c'è un dialogo e una condivisione di una linea guida comune, effettivamente questo diventa una strategia poi per migliorare il territorio. Quindi vi lancio un po' anche questa sfida, tra virgolette. Magari voi come comune siete già molto avanti su questo settore, però effettivamente il PEBA può essere un'occasione anche per coordinare future progettazioni, interventi anche puntuali proprio di cui si occupano uffici diversi sotto questa ottica. Sì, grazie dottor Franz, ottima osservazione. È sempre molto difficile coordinarsi e soprattutto lavorare su strumenti pianificatori condivisi da tutti. Speriamo che questo sia veramente uno strumento che, oltre a dare gli indirizzi e linee guida, regoli veramente alla fin fine un uso del territorio, quindi diventi uno strumento veramente operativo che appunto oltre a dare l'opportunità di risolvere le criticità, non ne crei addirittura di nuove, perché se non viene utilizzato alla fin fine potremmo arrivare a vedere nuove criticità pur in presenza di uno strumento che dovrebbe, oltre a risolvere le vecchie, evitare di crearne di nuove. Quindi sarà il nostro intento anche ovviamente adottare questa strategia in un lavoro congiunto.
Quindi grazie all'intervento di tutti, se non c'è qualcos'altro chiudiamo qui per stasera e ovviamente avremo modo di risentirci, riparlarci e riconfrontarci sulla questione. Grazie. Buonasera, Grazie. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci.